Buongiorno avvocato, mi scusi, Buongiorno. lei conosce dov'è Villa Minutillo? Villa Minutillo è quella. Discreta ma importante, come la sua attuale proprietaria, ecco la villa di Claudia Minutillo, ex segretaria dell'ex doge veneto Giancarlo Galan. Difficile individuarla se non si conoscono i vicini giusti. Praticamente non si vede dal terraglio, coperta dall'immensa villa del conte Volpi di Misurata, anche se con quel complesso le ex scuderie non c'entrano nulla. E il conte, ideatore della mostra del cinema al Lido, avrebbe certamente premiato la trama di un film attorno a questa villa, se non fosse che la vicenda è tutta vera. Protagonista ha una segretaria da 2000 euro al mese, che vive in un mondo dove girano compensi a cifre ben più alte. Una sorta di Cenerentola, che però negli anni diventa proprietaria di un appartamento da 1.800.000 euro a Jesolo e poi, poco prima dello scandalo Mose, di questo edificio, staccando un assegno da 2.400.000 euro. Ma non basta. Dentro queste mura, che riprendiamo da lontano perché protette da un sofisticato sistema d'allarme allargato ai 550 metri quadri del giardino, la segretaria Minutillo ci mette dentro un arredamento stimato non meno di 280.000 euro, tra i 70 metri quadri della veranda ingresso e gli oltre 240 tra piano terra e quello nobile. Così la Cenerentola di Palazzo Balbi è diventata, vivendoci, la principessa di Villa Volpi. La signora Minutillo l'ho conosciuta anche tempo fa, la vedevo molto più spesso appena trasferiti noi qui nel 2016. Ultimamente sinceramente la sto vedendo molto poco. Poi arriva lo tsunami del Mose, l'arresto, la lunga confessione, il patteggiamento e i conti con l'Agenzia delle Entrate e la Corte dei Conti. Ecco perché dopo quella di Jesolo anche questa villa è nel sito di una nota agenzia immobiliare in cerca di un nuovo proprietario. So che sono in corso delle trattative, questo lo so di per certo perché un conoscente l'ha appena visitata. Contesto importante, vicini come un miliardario americano e pare l'attuale presidente del Calcio Venezia. Per gli interessati la richiesta è di 2,5 milioni di euro, più o meno la stessa del 2016, quando pareva fosse già passata di mano. L'anno scorso era giunta voce che questa porzione immobiliare fosse stata acquistata da un messicano. È una cosa che ho letto sui giornali sinceramente, dopo penso non se ne sia più fatto nulla perché ho continuato a vederla. Resta da capire come sia stato possibile che una segretaria abbia fatto così tale fortuna, o se questa fortuna non sia sua, ma dell'ex assessore Renato Chisso, considerato che la Minutillo ha dichiarato di aver fatto da prestanome in più di un'occasione. E l'occasione, come si dice, fa l'uomo, o meglio in questo caso la donna.